Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alessandro Perazzolo ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall'incarico di assessore della Giunta Comunale di Jesolo. Perazzolo aveva competenze in materia di lavori pubblici, servizi manutentivi, trasporti e viabilità, personale, commercio e attività produttive, agricoltura, safety, eventi. Le sue deleghe torneranno ora di competenze del sindaco. Prendo atto di questa scelta già anticipata nella riunione di maggioranza di lunedì sera. Nelle scorse settimane ci siamo più volte confrontati con Perazzolo sulle attività amministrative e abbiamo riscontrato una divergenza di visioni non colmabile, ha commentato il sindaco di Jesolo. Ciò detto, l'attenzione è totalmente concentrata sull'attività dell'ente e questo garantisce che non vi saranno contraccolpi. Passiamo al meteo. Sulla base delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per temporali, cosiddetta allerta gialla, sull'intero territorio, valevole fino alle 6 di domani 28 giugno. Le previsioni emesse da ARPAV indicano infatti una fase di instabilità tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani mattina. Saranno probabili rovesci e temporali sparsi dapprima sulle zone montane e pedemontane, dal tardo pomeriggio sera anche su parte della pianura dove qualche residuo fenomeno potrà presentarsi fino alle prime ore di domani mattina, specie a sud. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, quindi forti rovesci, forti raffiche di vento locali, grandinate. Giovedì 29 giugno Jesolo sarà il fulcro di un'intera giornata dedicata all'inclusività, al soccorso e alla prevenzione. Sono infatti 3 i grandi eventi che si svolgeranno il mattino sulla spiaggia del villaggio Marzotto ed in serata in piazza Mattini, volti a dimostrare alla cittadinanza e ai turisti l'importanza e il grande lavoro svolto dagli operatori sanitari e dalle forze dell'ordine in ogni emergenza. Il tutto con un ospite testimonial d'eccezione, l'ex pallavolista e telecronista sportivo Andrea Lucchetta. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E segnatevi anche questo appuntamento dal 2 al 14 luglio, Campazzo San Sebastiano nel sestiere di Dorsoduro a Venezia sarà nuovamente il palcoscenico dell'11ª edizione del Venice Open Stage Rising Theatre Festival dal titolo 1000 piani, organizzato dall'Associazione Culturale Cantieri Teatrali Veneziani. Il festival è realizzato nell'ambito di palcoscenici metropolitani, progetto creato grazie al bando del Comune di Venezia con il contributo del Ministero della Cultura. Il programma della rassegna nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.